Rieccoci insieme. Allora, cari telespettatori, il tema che andiamo ad affrontare insieme è molto importante, estremamente delicato e richiede anche un ascolto particolare, perché sentirsi dire certe cose a volte può essere pesante, a volte non si vuole sentire perché bisogna fare un'autoanalisi nell'ambito di se stessi o della propria famiglia o delle persone che si circondano, perché situazioni difficili, molto difficili da gestire ce ne sono tante e a volte le difficoltà mettono davanti tante persone un momento di fragilità davanti a un bivio. Continuo a vivere, le affronto, sono in grado di farlo oppure faccio un'altra scelta. La scelta estrema può essere anche il suicidio. Così è avvenuto purtroppo per tantissime persone, stiamo parlando di imprenditori, nel periodo della crisi economica del 2012 ed è del giugno 2012 che nasce un progetto molto importante, un numero verde di supporto agli imprenditori, alle persone, a coloro che erano in difficoltà e che pensavano al suicidio. È stata una cosa molto importante perché dietro un numero verde c'è stato un team preparatissimo di professionisti, psicologi e non solo operatori, e ha dato una mano veramente a moltissime persone. Però questo servizio è rimasto, ha compiuto 10 anni, c'è stato un cambio, adesso ve lo racconteranno i nostri ospiti che vi presento, ma quello che è importante capire è che chi si trova in difficoltà, chi ha dei pensieri negativi, non riesce a venirne fuori, si trova in un vicolo oscuro e capita a tutti purtroppo nella quotidianità, giovani e meno giovani, imprenditori e non imprenditori. Prima di fare scelte estreme, azzardate, definitive, consultate, chiamate questo numero che adesso noi lo racconteremo più volte, che è l'800 33 43 43, perché dall'altra parte vi verrà data una via d'uscita. C'è sempre una via d'uscita e non sono parole vuote nel nulla, lo capirete bene se seguite la nostra trasmissione. Vi presento i nostri esperti, i nostri interlocutori. Dottoressa Barbara Berengo, psicologa, psicoterapeuta, responsabile dell'area salute mentale della cooperativa Mano Amica, grazie di essere qui con noi, coordinatrice generale del servizio. Grazie. Ben arrivato anche al dottor Andrea Perno, psicologo, psicoterapeuta, coordinatore, grazie anche a lei, operativo, e la dottoressa Paola Anzolini, sempre psicologa psicoterapeuta, responsabile clinica e scientifica, sempre del servizio di Mano Amica, che è una cooperativa sociale, questo è importante ricordarlo. Allora, dopo partiremo da un'intervista che è le origini un po' di questo numero verde e di questo servizio, perché al di là del numero verde c'è tutto un servizio molto complicato e molto complesso alla base. Spieghiamo adesso il passaggio da un numero verde, quindi da un progetto dell'US 7 su mandato della Regione del Veneto alla cooperativa Mano Amica, premesso che poi gli operatori sono sempre quelli, quindi voi da una parte e dall'altra siete sempre gli stessi, quindi avete anche un background di 10 anni di esperienza, il che non è poca cosa sottolinearlo. Il gruppo operativo degli psicologi. Il gruppo operativo è quello, quindi avete accumulato anche abbiamo un bel po'. mantenuto, visto la delicatezza del servizio, il gruppo operativo dei 9 psicologi. Sono psicologi formati in continua formazione, una formazione specifica. È rimasto anche con noi il professor Turchi, che è il formatore, mentre con l'occasione salutiamo la dottoressa Emilia Laugelli, che è stata la psicologa clinica del servizio fino al 31 agosto di quest'anno e che ha svolto un importante lavoro con passione, dedizione e amore, che ci lascia in eredità e che cercheremo con responsabilità di portare avanti allo stesso modo. Ecco, lei ha citato il dottor Giampiero Turchi, che è supervisore scientifico del progetto Inoltre, che è il progetto originario, che poi noi sentiremo appunto nell'intervista, avremo un pezzo di intervista da sentire insieme. Prima spieghiamo un attimo, voi come cooperativa avete preso in mano questa gestione, in realtà appunto gli stessi professionisti, però la cooperativa Mano Amica che cos'è? La cooperativa Mano Amica, porto anche i saluti del Presidente che doveva essere presente ma per altri motivi non ha potuto esserci, dottor Luca Mendo. Nasce 42 anni fa, opera a Schio, un territorio del Vicentino, e nasce con il CIF, cos'è? Il Comitato Italiano Femminile, cioè il comitato è nazionale e nasce nel 1945 da un gruppo di donne volontarie che volevano in qualche modo promuovere il ruolo sociale della donna, che soprattutto in quegli anni non era valorizzato. Donne che si occupavano comunque di
portare avanti le situazioni familiari anche difficili, prendendosi cura non solo dei figli ma anche magari dei nonni ammalati, e quindi queste donne iniziano con un volontariato ad aiutare le donne in difficoltà. La cooperativa nasce per dare un ruolo lavorativo a questo gruppo di donne nel territorio di Schio e quindi una specie di autodeterminazione per il ruolo della donna. Si pensi che a quei tempi quindi non c'era neppure il diritto di voto quando nasce il CIF, no? Ecco. Però poi si evolve, quindi diventa... Poi si evolve in questi 42 anni, ma mantiene sempre come radice i valori fondanti del CIF, di questo gruppo di volontari. Quindi che cosa fa questa cooperativa adesso? I valori fondanti sono importantissimi e cerchiamo di tramandarli a tutti coloro che lavorano per la cooperativa, e sono principalmente il mettere in primo piano il valore e l'unicità di ogni singola persona e il considerare il tempo che si dedica per il benessere dell'altro, per l'aiuto all'altro, come il nostro tempo vissuto appieno. Quindi l'impegno che noi diamo per gli altri, l'ora che dedichiamo all'altro, arricchisce noi stessi. Dottoressa, tante le attività che vengono svolte, vediamo anche il sito www.manoamica.it sì, che consiglio anche ai nostri telespettatori di aprire e di guardare, perché abbiamo tante finestre dove ci viene indicato, ecco, tutta l'attività che viene svolta, il lavoro fatto bene, la dedizione sociale, insomma il lavoro che fa bene anche, è quello che fate voi. Sì. Che fate voi. Quanti siete? Siamo poco meno di 600 lavoratori soci e anche volontari. Beh, sono tanti, assolutamente. Sì, sono molti, sì. Però vi rivolgete a tutto il Veneto, cioè la cosa iniziata è partita dal territorio vicentino, però vi rivolgete a tutto il Veneto. Con alcuni servizi al territorio vicentino, e con il servizio numero verde per la prevenzione suicidio e ascolto psicologico tutta la regione Veneto. Che questo è molto importante sì. sapere. Quindi le persone possono avere una risposta dal territorio, certo. E un supporto di che tipo? Un supporto e un aiuto psicologico per affrontare quel momento di crisi, e sottolineo momento di crisi perché la crisi non è la vita è fatta di momenti di crisi che possono essere superati anche con un aiuto, quindi gli psicologi, il team di psicologi offrono questo sostegno per vedere una via d'uscita a un orizzonte che non si riesce a vedere in quel momento, a prospettive che non si manifestano. Che non sembrano esserci, questo è importantissimo. Esatto, gli psicologi attraverso l'ascolto, attraverso l'aiuto della narrazione, la parola, cercano di dare una via d'uscita a costruire una via d'uscita con queste persone, non solo telefonicamente, ma c'è anche la possibilità di avere degli incontri. Che questa è un'altra cosa molto importante. Sì, in alcune sedi predisposte nel territorio veneto a ogni città. Quindi siete vicini ai cittadini, questa è una Siamo cosa vicini ai cittadini, sì. Allora, vediamo un attimo, perché lei ha citato prima il dottor Giampiero Turchi, che è supervisor scientifico del progetto Inoltre, che è il progetto appunto originario, come nasce un po' il tutto. Vediamo l'intervista insieme, un pezzetto, un estrapolato dell'intervista, non avendo la possibilità di avere una sua testimonianza di un percorso importantissimo, purtroppo di storia anche sociale, poi voi qui in studio ci aiuterete anche a capire meglio, prego. Questo è un servizio che inizialmente è stato messo a disposizione appunto degli imprenditori, quindi aveva un target, una fascia di popolazione molto particolare. E subito ricevemmo, dal momento dell'istituzione stessa del servizio, ricevemmo immediatamente la sera stessa già le prime chiamate. Quindi c'era un'esigenza fortissima nell'ambito dell'imprenditoria veneta relativamente alla tematica, perché stava accadendo qualcosa che non rientrava negli annali, neanche appunto nella crisi del 22 si erano verificate situazioni come queste. E quindi il nostro servizio si mette a disposizione appunto degli imprenditori o di coloro che comunque chiamano, e abbiamo chiaro subito dall'inizio che non può essere un servizio meramente psicologico in termini canonici, così come lo intendiamo, per alcune questioni molto banali che subito ci sono apparse evidenti.
Quando gli imprenditori chiamavano, e continuano ai noi a chiamare, dicevano: guardate che io chiamo ma non sono matto, non sono uno che ha problemi psicologici, i miei problemi sono i fornitori che non mi pagano, le banche che non mi danno ulteriore credito, il portafoglio clienti che ce l'ho però non riesco a trovare appunto i materiali, le complicazioni interne in termini di dinamiche societarie, le questioni di tipo lavorativo, perché comunque ho delle responsabilità nei confronti magari di decine, centinaia di famiglie. Ecco, quindi ci è apparse subito chiaro appunto che la questione si doveva giocare su un altro livello, non poteva essere quello del classico supporto canonico in termini psicologici. E quindi ecco che partimmo fin da subito con una formazione dedicata proprio a gestire la storia dell'imprenditore. E teniamo conto che noi trattiamo casi banali, che possono apparire banali, ma per il chiamante naturalmente sono assolutamente esiziali rispetto alla propria prosecuzione della traccia biografica, fino a casi estremi. Abbiamo anche toccato situazioni in cui, esattamente come succede per un'emergenza sanitaria di un arresto cardiaco, noi ci siamo trovati di fronte a persone che ci chiamavano su un ponte, che ci chiamavano con la corda al collo, che ci chiamavano mentre si trovano sulla banchina di una stazione. Quindi situazioni appunto in cui l'operatore deve necessariamente essere in grado di riuscire a cogliere ciò che il chiamante offre. Comunque ti chiamo, ti offro una possibilità di potermi intercettare rispetto a quelle che possono essere gli sviluppi, le traiettorie che in questo momento immagino, così come appunto a situazioni che possono sembrare dall'esterno banali ma non lo sono, della serie imprenditori che si trovavano in gravissimo difetto nei confronti di esposizioni bancarie, così come di aspetti tributari, e non avevano detto niente in famiglia e quindi tacevano, e quindi si ritrovavano di fronte alla famiglia abituata a un certo tenore di vita che improvvisamente, ma in termini proprio verticali, da una settimana all'altra, non riuscivano più ad avere quel livello di benessere che avevano avuto fino a un certo punto, con tutte le domande che i mariti o le mogli appunto si facevano, così come i figli, del caso: ma che cosa sta succedendo con questa persona che diventava sempre più taciturna, che usciva e rientrava molto tardi, e poi magari si chiamava in azienda e non era neanche mai stato in azienda. Faceva riflettere queste parole, parlo con lei dottoressa perché ripercorre un tratto della nostra storia vissuta. Purtroppo alcuni di questi imprenditori sono venuti anche da noi in trasmissione e non ci sono più, quindi sono parole toccanti. Niente mai banale, però a volte dalla banalità possono nascere delle tragedie. Voi le avete percorse queste tragedie? Sì, diciamo che in questi anni di servizio io con la cooperativa entro, diciamo così, negli ultimi 2 mesi, perché appunto facendo parte della cooperativa e entrando poi la cooperativa, o forse è una cosa, diciamo così, da entrambe le parti, no? Entrando in servizio in cooperativa e la cooperativa entrando in servizio, perché a noi piace poi pensare a questa commistione anche di forze, di energie, di pensieri e anche di creatività. E diciamo in questi 10 anni effettivamente si sono svolti momenti proprio anche storici molto molto diversi. Il servizio appunto nasce per volere della regione, per la crisi degli industriali, poi c'è stata la crisi delle banche, poi c'è stato il Covid, quindi altra crisi anche quella. Esattamente, sì, e ancora adesso in realtà ci sono poi tutta una serie di riverberi, no? Cioè l'emergenza, diciamo così, sanitaria legata al Covid, o puramente sanitaria come possiamo definirla, è passata, però c'è un'emergenza psicologica che comunque rimane, sì, e il termine emergenza infatti può essere veramente, come dire, inteso proprio in una visione molto ampia. Cioè io posso essere in emergenza anche se in questo momento non sto particolarmente bene, non devo per forza arrivare, no, al pensiero dell'idea suicidaria,
ma io posso vivere comunque uno stato di emergenza se non sto bene in questo momento, se c'è qualcosa che mi fa star male, e il servizio si rivolge a tutti chi si trova in questo pezzetto di vita particolarmente faticoso. C'è un passaggio, dottore, che è importante, l'ha anche sottolineato il dottor Turchi, tra il compiere l'atto estremo e a un certo punto rivolgersi al numero verde, quindi chiedere un aiuto, mettersi sul piano del ti sto chiedendo un aiuto, quindi vuol dire che si dà a se stessi una possibilità. È un momento molto delicato questo. Sono momenti delicatissimi, naturalmente. Cioè voi vi trovate a parlare con una persona che sta pensando di porre fine alla propria vita, non è cosa da poco, c'è anche una responsabilità, immagino, molto, molto importante. Certo, possiamo usare il parallelo con un pronto soccorso. Anche in pronto soccorso possono arrivare situazioni molto diverse. Può esserci la rottura di una gamba piuttosto che un formicolio a un braccio o un arresto cardiaco. Noi abbiamo la necessità di fare la stessa cosa con il racconto della persona. A seconda del grado di esposizione, lo chiamiamo tecnicamente, al rischio suicidario, perché l'operatore, quando arriva alla telefonata, fa una sorta di triage. Fa proprio un triage, come in pronto soccorso. Cioè tipo, facciamo degli esempi così le persone capiscono di che cosa si tratta. Se la persona che chiama... non si spaventano, no, da questa cosa, perché tante volte c'è anche magari la paura, il timore di rivolgersi. Certo, a seconda di quello che la persona racconta, l'operatore è in grado di poter dire qual è il rischio che in quel momento la persona sta vivendo, per la storia che racconta. Quindi a seconda di quello che racconta, del modo in cui racconta, di quello che dice o non necessariamente dice, quindi anche di quello che non dice. L'operatore fa tutta una serie di domande che sono in condizione di raccogliere il racconto della persona e sulla base della valutazione di questo triage, come al pronto soccorso, appunto, che abbiamo il codice bianco, il codice verde, il codice rosso, a seconda di questo si fanno interventi che sono differenti. Ma quindi poi esatto, prego. Nell'esempio che faceva lei del ponte o di una situazione estrema, è come quando in pronto soccorso la persona arriva in arresto cardiaco. Certo. L'operatore ha la necessità di fare delle manovre con il racconto della persona. Ma quindi l'operatore è uno psicologo? Certamente. Questo è importante anche. Quindi immediatamente sa che strada intraprendere, cioè cosa fare, perché è esperto, non è che demanda a terzi, altri specialisti. La valutazione la fa l'operatore che risponde e è in grado di rispondere immediatamente all'emergenza. Voi avete fatto esperienze dirette, non so, al telefono con queste no. Non avete avuto l'occasione direttamente di confrontarvi con persone in situazioni estreme? Il dottor Andrea sì. Lei ha avuto questa opportunità. Sì. Che cosa l'ha colpito in modo particolare e che tipo di persone ha avuto l'opportunità di avvicinare? Sì, come diceva prima la dottoressa Berengo, sono situazioni, ma anche lei stessa quando introduceva questa serata di confronto, il racconto a un certo punto vede nero, vede buio, non vede prospettiva. La storia della persona fa fatica a immaginare il giorno successivo, fa fatica a immaginare una continuità della propria biografia, della propria storia di vita. Quindi la caratteristica di questi momenti è che si asciuga molto quello che la persona vede che potrebbe essere il futuro. Quale può essere la parola che lei ha sentito, che voi sentite professionalmente, parola chiave? Che cosa dire? E questo ve lo chiedo perché magari chi ci ascolta può darsi che abbia passato questo, può darsi che lo stia vivendo con un familiare, perché poi voi aprite il discorso, adesso è passato il periodo della crisi degli imprenditori, ma ci sono i giovani, tanti giovani che purtroppo hanno pensieri suicidari, questo lo sappiamo, c'è il long covid, quindi tante crisi di vario genere, quindi ormai il numero verde è aperto, continua, voi lo gestite e continua ad essere supportato proprio per questo, perché diventa importantissimo. Che cosa dire quindi a queste persone che sono vicine a chi è in difficoltà o ci stanno ascoltando e sono in difficoltà? Che possono chiamare anche loro, quindi non serve che sia il diretto o la diretta interessata che chiama. Possono chiamare anche gli amici, i parenti, il marito, la moglie, tutte le figure che sono intorno alla persona, e sempre con gli operatori del servizio ci si confronta per valutare cosa si può fare.
anche per facilitare la possibilità che la persona chiami il numero verde. Quando si chiama il numero verde, dottoressa, si risolve il problema così o c'è un percorso successivo? C'è un percorso che può prevedere numerose altre telefonate, una presa in carico quindi da parte dell'operatore, un invio ai servizi territoriali, perché comunque il numero verde lavora con altri servizi e quindi le forze dell'ordine, il 118, i distretti, le ASL e via dicendo. C'è anche la possibilità, oltre alle telefonate, di incontrare la persona in sedi della propria città e di iniziare un percorso con lo psicologo di ascolto e supporto psicologico. Certo. Dottoressa, secondo lei c'è disponibilità, molte volte c'è reticenza, perché la parola che ha detto il dottor Turchi, non sono matto, no? Che è un po' il classico che tanti dicono, ma perché devo andare, noi la mentalità, perché devo andare dallo psicologo se non sono matto, sto bene, ho questi problemi contingenti, mostruosi in questo momento per me, ma non sono da cura psicologica. In altri paesi, in altre realtà, anche a Milano sono più facili ad avvicinarsi allo psicologo, da noi soprattutto c'è un po' di ritrosia. Sì, c'è ancora parecchio stigma rispetto a questo, però credo che sia un compito veramente importante quello di tentare di normalizzare quello che tutti noi viviamo, no? Anche lei l'aveva effettivamente citato, lo diciamo molto spesso, no? I momenti, le difficoltà, i momenti di crisi sono veramente un qualcosa che appartiene all'essere umano. Io dico spesso, abbiamo un cervello che non è che in questo ci aiuti molto, perché è un cervello che è fatto per la sopravvivenza più che per altro, quindi un cervello che tende ad allarmarsi molto facilmente e per questo insomma metterci molto spesso in allerta e sull'attenti anche quando magari le situazioni potrebbero essere vissute in maniera diversa. Molto spesso poi quando noi viviamo situazioni difficili facciamo fatica a vedere qualcos'altro, proprio sempre per come siamo organizzati noi, no? Proprio come esseri umani, e il fatto di potersi aprire e confrontare con una figura altra, quindi in questo caso una figura che comunque conosce anche come funziona, no? L'essere umano, che tra l'altro attivo e presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, credo sia veramente una risorsa importante, preziosa, e veramente è il potersi dare una possibilità. È una parola che abbiamo sentito anche prima, ma secondo me è proprio centrale, perché il dire chiamo vuol dire veramente apro a qualcos'altro rispetto a quella che era la mia visione. Infatti, l'importante è sapere che c'è questa possibilità, è un'opportunità del numero verde, che è limitativo dire numero verde, vuol dire di un pronto soccorso psicologico. È un servizio. Dovrebbe definito. E si rivolge anche a tutte le fasce d'età. Infatti voglio adesso andiamo in pubblicità, non parliamo soltanto, abbiamo detto come è nato, quindi è un aspetto molto importante, però si rivolge a tutte le fasce d'età, a tutti, a prescindere. Andiamo pochi secondi in pubblicità, torniamo con voi sempre sul canale 19 tra poco.